Obiettivo scuola in presenza al 100%, lo conferma anche il governatore Luca Zaia in merito all'inizio del nuovo anno scolastico previsto per il 13 settembre in Veneto. La questione più delicata però rimane il Green Pass per il personale scolastico. Vanno controllati a partire dal 1° di settembre gli accessi nella scuola. Adesso le modalità di come dovremo fare, di come rispettare ovviamente la privacy e tutto, attendiamo delle indicazioni più specifiche. Sono ancora tanti non vaccinati nel mondo della scuola tra docenti e personale scolastico, moltissimi lavoratori a cui manca ancora la prima dose. Non ho percepito nessuna situazione né di tensione né di preoccupazione. Si tratterà solo di vedere anche proprio la gestione pratica del controllo. A questo proposito il Ministero dell'Istruzione e quello della Salute stanno studiando una piattaforma alla quale i presidi avranno accesso e potranno controllare lo stato del Green Pass di ciascun docente. È giusto garantire la libera scelta di tutti, ma essendo un'istituzione pubblica, la normativa, le indicazioni del Ministero, le indicazioni che poi verranno dall'ufficio scolastico regionale sono quelle che noi come dirigenti dovremo applicare nelle nostre scuole. Tra le nuove misure che verranno adottate dalla Regione Veneto ci sono anche le scuole sentinella, una rete di istituti sparsi in ogni provincia per individuare gli asintomatici attraverso tamponi salivari e in caso di positivi attraverso tamponi nasali. Si riprenderà, normalmente, rispettando le distanze, con gli ingressi differenziati. In questa, per esempio, abbiamo tantissime entrate, quindi abbiamo già differenziato dall'anno scorso le entrate e le uscite a piccoli gruppi dalle classi.